Il centro commerciale Città dei Templi sta per compiere 2 anni. Come avete scelto di festeggiare? Allora, abbiamo scelto di festeggiare con una maxi torta preparata dalla nostra pasticceria Le Cuspidi e faremo a seguire il weekend successivo, quindi torta il 18 alle 18 il weekend successivo invece faremo un concorso di bellezza con l'elezione di Mister e Miss Città dei Templi. La particolarità di questo concorso rispetto ad altri è che i due vincitori saranno i nostri prossimi testimonial di una prossima campagna pubblicitaria. Che novità ci saranno per il centro commerciale Città dei Templi? Allora, il centro commerciale Città dei Templi continua nell'opera di ampliamento merceologico. A brevissimo, entro questa settimana, aprirà il punto vendita Nunalai prima di Natale abbiamo già sottoscritto il contratto per una media superficie quale Alcott. Abbiamo anche altre sorprese, ma per questo è ancora un po' presto parlarne. Cosa significa centro commerciale? Cosa sono stati questi 2 anni? Quanta gente ci lavora? Sono stati 2 anni sicuramente positivi, positivi per il centro commerciale, positivi per il territorio in cui il centro si trova. Abbiamo notato un certo sviluppo anche dell'area in cui insiste proprio il centro stesso. La stessa Villa Seta è tornata ad essere un quartiere che dà prospettive. Incidiamo particolarmente dal punto di vista dei dipendenti anche molto sia sulla città di Agrigento che sulla città di Porto Empedocle, proprio perché per la nostra posizione geografica. Quindi sicuramente un andamento positivo.